Nisse e Don Carlo Misilmeri anticipano al sabato pomeriggio per consentire a Canicattì e Catania di giocare allo stadio Marco Tomaselli l'incontro che potrebbe regalare la Serie C matematica agli etnei e allora spazio per una partita tra due squadre che sono reduci da una sconfitta. Nell'ultimo rispettivo incontro di campionato si comincia allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta con il primo tentativo da parte della Don Carlo Misilmeri direttamente dal rinvio di Marino. La palla arriva a Lucera, sembra in anticipo il portiere della Nissa che però sbaglia l'uscita, c'è il salvataggio sulla linea e dunque subito prima palla gol per la Don Carlo, che in questo caso poi si deve difendere da un'avanzata sulla sinistra. Parte il corso a ricerca di Vignone, anticipato, la palla arriva a Fragapane che calcia raso terra, facile per Simone Marino. Dall'altra parte Don Carlo che attacca ancora con Lucera, ispiratissimo, cercato e trovato da Concialdi, sterzo col primo avversario, salta il secondo avversario, calcia con il destro di potenza, palla sopra la traversa, la disperazione di Raimondo Lucera. Dall'altra parte Concialdi in back-cambro che arriva sul fondo, mette al centro, l'uscita sui piedi di Matera che non riesce nel tapin vincente. Poi calcio di punizione per la Don Carlo, minuto 25, il solito piede sinistro di Concialdi a cercare il colpo di testa di Giuliano, palla sulla traversa, opportunità che sfuma per la Don Carlo Misilmeri che poi ci prova con un calcio di punizione. Sulla palla c'è Ambro, ma soprattutto c'è Piero Concialdi che parte col sinistro a cercare il secondo palo, palla che sorvola la traversa. È un assolo della squadra di Aronica che attacca sulla destra con Sino, il quale prova ad accentrarsi, salta il primo avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia e trova l'opposizione del portiere, palla in calcio d'angolo. Attenzione però a quest'ultimo tentativo del primo tempo con la Nissa che ci prova, la palla arriva ancora a Fragapane che sorvola la traversa di pochi centimetri. Veniamo al secondo tempo allora, che viene anticipato da questa opportunità per la Don Carlo. La palla arriva sul secondo palo per Mendola, la respinta provvidenziale in calcio d'angolo. Veniamo adesso allora al secondo tempo che parte subito con un'opportunità dopo una decina di secondi per la Nissa che attacca sulla fascia di destra, propone questo cross al centro, c'è la sforbiciata, è fermo Marino, la palla sorvola la traversa. Veniamo allora dall'altra parte con Lucera che salta un avversario, si presenta punto con il portiere, apre il piattone e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, torna a segnare e vola in doppia cifra Raimondo Lucera, l'uomo in più della Don Carlo Misilmeri in questo finale di stagione, quasi sempre in gol il numero 11. Poi pochi minuti più tardi Sino indirizza per Concialdi che decide di crossare col destro, arriva sul secondo palo Riccardo Pellegrino e subito il raddoppio della Don Carlo. Sono passati appena 4 minuti dall'inizio della ripresa e il terzino sinistro misilmerese torna titolare e torna al gol, ma qui cioccolatino vero e proprio da parte di Piero Concialdi. Non sarà l'ultimo della sua partita, qui contropiede della Don Carlo che gioca sul velluto, proprio la palla per Concialdi che controlla, salta nettamente un avversario, si porta la palla sul sinistro, calcia dal limite, la palla sorvola di poco la traversa. È uno show della squadra di Aronica che qui però deve tornare a difendersi su questo calcio angolo. Il colpo di testa e la parata da parte di Marino che si sdraia sul secondo palo e la mette in calcio d'angolo. Altra palla inattiva interessante per la squadra di Sferrazza che propone questo cross al centro, altro colpo di testa e ancora molto difficile la parata di Simone Marino. Poi veniamo al 20° della ripresa con Manfred che entra e innesca subito Sino, il quale si presenta alla conclusione, palla che sbatte sul palo, occasione per lo 0-3 per la Don Carlo Misilmeri che poi riparte ancora con Manfred, la palla per Concialdi in campo aperto, potrebbe andare a calciare il numero 10, però vede con la coda dell'occhio Raimondo Lucera che deposita nella porta spalancata il gol del 3-0, doppietta personale, ancora una marcatura multipla per l'ex giocatore del Palermo che dunque porta la sua squadra a 3 lunghezze di vantaggio. Nissa praticamente disarmata che ci prova più con la forza della disperazione che con altro. Occasione qui sulla fascia di destra con un'altra palla messa al centro, il colpo di testa e Marino si supera, altra parata straordinaria da parte del portiere della Don Carlo Misilmeri che qui ancora deve difendersi con l'altra palla messa al centro, il tiro al volo di sinistro, palla sopra la traversa. Non molla, almeno prova a non mollare la Nissa, già contestata dal suo pubblico. Dall'altra parte sul velluto la Don Carlo, angolo di Concialdi per Manfred e ci vuole il miracolo per evitare il gol dello 0-4, gol dello 0-4 che però arriva tra poco. Concialdi, grande sterzata sul primo avversario, altro dribbling, palla sempre incollata al sinistro, spiazzato il portiere, 0-4 e come potete sentire sullo sfondo gli applausi del pubblico del Marco Tomaselli, lo sportivo pubblico di fede nissena che non può non ammirare
questa perla da parte del numero 10, che poi all'uscita al campo, come sentite, viene tributato del giusto e meritato applauso da parte del pubblico della Marco Tomaselli. Vogliamo chiudere i nostri ragazzi con queste immagini. Poi il triplice fischio, vince la Don Carlo, che torna a sperare la qualificazione ai playoff, si mette male per la Nissa da Sportisili. È tutto, alla prossima. Amici di Sportisili, appassionati di calcio e di calcio giovanile, ben trovati al campo sportivo Boncore di Palermo, di fronte Monreale e Partinica Audace. Siamo ormai al rush finale del campionato regionale juniores, giunto almeno per quel che riguarda il girone A della provincia di Palermo al turno numero 20 su 22 previsti. Noi ovviamente stiamo per raccontare una gara valida per il girone B, che mette di fronte una delle principali candidate alla vittoria del raggruppamento, al conseguente approdo, alla conseguente qualificazione al turno a eliminazione diretta, che coinvolgerà tutte le squadre della provincia contro una squadra che ormai non ha più molto da chiedere al girone. Monreale che attualmente è a quota 35 punti, o per meglio dire 34 punti se consideriamo il fatto che non possiamo ancora conteggiare il punto che sta per maturare. Partinica Audace a quota 7, Partinica Audace che deve tra altre cose osservare il turno di riposo, turno di riposo invece già osservato dal Monreale, che chiuderà la pratica tra 9 giorni, visto che saranno le ultime due gare entrambe di mercoledì, e dunque prepariamoci a raccontare, ad assistere a Monreale Partinica Audace. A breve anche la lettura delle formazioni, ma prima il fischio d'inizio che arriva in questo istante, quindi mettetevi comodi per Monreale Partinica Audace, col primo pallone gestito dagli ospiti, che giocano in maglia nero-verde a strisce verticali, pantaloncini e calzettoni bianchi. Risponde con la solita tenuta blu
con inserti bianchi sulla maglia e sui pantaloncini il Monreale, che attualmente è la terza forza del girone, ma può tranquillamente, in base agli altri risultati, agli incroci di risultati, diventare anche la prima. Calcio di punizione per il Monreale, è il momento giusto probabilmente per passare alla lettura delle formazioni delle due squadre, anche perché ora c'è un fallo laterale, quindi partiamo dal Monreale che schiera Rancatore in porta, poi in ordine numerico con il numero 2 Cristoforo, con il numero 3 Gulino, con il numero 4 Carlino, con il numero 5 Follari, con il numero 6 Davì, con il numero 7 Randazzo, con il numero 8 Stefano Parlato, che è anche il capitano, con il numero 9 Costantino, con il numero 10 Campanella, con il numero 11 Brocco. Risponde il Partinica Audace con Ragusano in porta, mentre attenzione subito alla palla gol, no, interrotta per fuorigioco di Costantino. Formazione del Partinica Audace con Ragusano in porta, poi Vitale col numero 2, Ugri col numero 3, Noto col numero 4, Sanzone col numero 5, Logaglio il capitano col numero 6, Riggio col numero 7, Viola col numero 8, Durantini col numero 9, Chianchiano col numero 10, Famà col numero 11. Famà che tra l'altro ha il destino praticamente incrociato a doppio filo con questo girone, perché è un ex giocatore della Parmaball, quindi potrebbe provare a dare una mano, a fare un favore ai suoi ex compagni di squadra, che compagni di squadra lo sono stati per davvero, visto che fino all'anno scorso Famà faceva parte proprio del gruppo che ha giocato il campionato juniores proprio con la Parmaball, che era andata molto vicino a qualificarsi per la finale provinciale, alla quale poi ha approdato il CUS Palermo, come abbiamo visto anche con le nostre immagini, qui l'uscita di Ragusano sulla testa di Carlino. Intanto colpo di testa proprio di Famà, la palla esce, rimessa per il Monreale, si sta rialzando pian piano. Pallone che arriva in area, intanto Costantino, la sterzata, il sinistro deviato, la palla fuori di nulla, ma c'è calcio d'angolo per il Monreale, che dunque ha subito una palla gol dopo neanche 3 minuti. Angolo battuto corto, Randazzo sulla parte sul destro, calcia, un tiro cross che si perde oltre la linea di fondo. Rinvio, la palla che cade nella metà campo del Monreale, poi viene rigiocata da Chianchiano, che però favorisce l'intervento di Parlato. Parlato può correre, mette la palla in mezzo, interviene Ragusano in uscita. Ricordo, ne approfitto per ricordare, come ho fatto in precedenza in maniera molto fugace, il prossimo impegno del Monreale, giocherà sul campo di Balestrate, diretta a partire dalle 15:30 naturalmente sul canale YouTube di Sportisili, dove potrete vedere anche le immagini salienti, gli highlights di questa gara. Non appena lì verranno prodotti e pubblicati sul nostro canale, potrete già vedere anche gli highlights delle principali gare da noi trasmesse durante il weekend. La classica, ormai solita scorpacciata di immagini provenienti dai principali campi delle eccellenze della promozione siciliana, oltre che del calcio a 5 regionale. Qui intanto la corsa di Costantino prova a tenere palla, gran giocata, Costantino, conclusione fuori dopo il palleggio, però prima iniziativa di un certo spessore da parte di Alessio Costantino. C'è la battuta del rinvio
colpo di testa appena accennato da Carlino che svetta su Famà, poi Davi in avanti, il controllo a centrocampo da parte di Viola, poi Durantini fermato dall'intervento di Campanella che prova a far viaggiare Parlato a contrasto, riesce a passare, poi ancora Campanella, la sterzata, il tocco per Parlato, Carlino non sa a chi darla, poi passa vicino da Randazzo che apre subito dalle parti di Gulino la fa rimbalzare, viene fermato dall'intervento di Vitale, rimessa Monreale che sta spingendo, non può che essere così. Ricordo che intanto c'è questo fallo laterale direttamente in area, viene intercettato, poi arriva Randazzo che vince il rimpallo ma non riesce a uscire, allora prova la ripartenza a Fama per il Partinico Audace, poi la fa passare e guadagna fallo laterale Cristofalo. Parlato prova ad avanzare, Parlato, la sterzata, ancora Parlato, mette in mezzo il pallone, Costantino di testa, non arriva, la palla è fuori. Dicevo che il Monreale cerca la vittoria per andare a riagganciare la Parmonval. Ma per il momento è virtualmente in testa il Resultana San Lorenzo di mister Roberto Magliocco, in virtù anche del fatto di aver giocato una gara in più. È diventata una gara in più dal momento che oggi, o meglio in questa settimana, il Resultana San Lorenzo sta osservando un turno di riposo, dovrà osservarne un altro, e il sorteggio e la calendarizzazione assai crudele di questo campionato vuole che il Resultana dovrà stare a guardare da spettatore decisamente privilegiato e interessato l'andamento dell'ultima giornata. Ultima giornata in cui, giusto per riassumere un po' come andranno le cose, mentre intanto Campanella prova a mettere in movimento Parlato in area, riesce ad arrivare sul fondo, la mette anche in mezzo, allontana con Laogaio la difesa del Partinico Audace, poi palla ancora rimessa in mezzo, scorre pericolosamente avanti a Ragusano, poi la fa scorrere Ugri. Dicevo, Resultana che riposerà nell'ultima giornata, quando la Parma affronterà l'Oratorio San Vincenzo e il Monreale riceverà il Città di Cinisi. Tra 2 giorni invece, nel turno infrasettimanale, la penultima giornata, ovvero la 21esima, mentre c'è un fischio in favore del Partinico Audace, le partite di testa, per così dire, sono TF Parmonval, Don Bosco Partinico Monreale e Resultana San Lorenzo San Giorgio Piana. Sulla carta l'impegno più complicato ce l'ha proprio il Resultana che affronta il San Giorgio, ma staremo a vedere come andranno le cose. Intanto c'è da segnalare che la Parma ha vinto nettamente la sua partita per 3-0 contro il Città di Cinisi, quindi il suo dovere la squadra di Bellingardo lo ha fatto appieno. Colpo di testa da parte di Cristofalo, poi Davi protegge l'uscita di Rancatore schierato, ricordo, la gara di andata vinta con un netto 5-1 dal Monreale, partita che abbiamo trasmesso dal campo sportivo San Salvatore di Partinico. Qui intanto brutta palla persa di Carlino, prova a rimettere Randazzo, poi allontana Davi, stacca Fama sulla schiena di Randazzo, si gioca anche perché Gullino ha recuperato palla. Parlato allunga il pallone, il controllo da parte di Logaio che poi affronta in maniera abbastanza dura Gulino e si guadagna il primo cartellino giallo della partita. Dicevo del prossimo turno con Parma e Monreale che affronteranno rispettivamente TF e Don Bosco Partinico, ovvero sia le ultime 2 forze del campionato. TF ultima e per giunta con una differenza rete abbastanza pesante di meno 61, quindi dovrebbe essere un compito abbastanza agevole per la Parmonval, che tante cose giocherà praticamente in casa, visto che si giocherà al
Francolo Monaco di Partanna Mondello. Risulterà invece giocherà contro il San Giorgio, che difende la sua quinta posizione, che vale un posto alla fase playoff. Tanto la battuta del calcio di punizione, palla colpita, poi da B in fuorigioco. E infine, per completare l'analisi, Parma un Valloratore San Vincenzo e Monreale Città di Cinisi, altre due squadre un po' più nel range della metaclassifica, impegni un po' più probanti rispetto a quelli della settimana precedente, ma vedremo. Intanto buona la chiusura da parte di Cristofalo, che secondo l'arbitro ha commesso fallo su Riggio. La punizione per il Partinica Audace. Battuta della punizione, pallone verso l'area di rigore, interviene Follari che palleggia rischiando sempre un po', poi decide di spazzarla, mette in fallo laterale Roberto Follari. Ugri che chiama Durantini per cercare di fargli ricevere il pallone. La battuta proprio verso Fama, che controlla spalla alla porta. Follari lo disturba, ancora Fama cerca di rovesciarla in aria. Durantini si gira, viene fermato, poi c'è la conclusione di Chianchiano sopra la traversa. Primo squillo di un certo spessore del Partinico, mentre il Monreale rimette in gioco. C'è Durantini con problema. Riprende il gioco con Follari, interviene Chianchiano, poi Fama, chiude il randazzo, rimessa Partinico. Rimessa per Ugri verso l'area, l'anticipo di Follari, poi ancora Ugri, calcia lontano il pallone, da solo Rancatore può soltanto prenderla. Passa lì di compagni, il portiere oggi promosso titolare, pallone che scavalca il centrocampo, colpo di testa di Vitale, poi non riesce a passare Durantini, che sembra aver ancora qualche problema, forse semplicemente arreso all'idea di inseguire il pallone. Qui intanto l'avanzata di Campanella che può mettere in mezzo, in realtà è un tiro che si spegne sull'esterno della rete. Battuta lunga da parte di Ragusano, il colpo di testa che va a premiare Parlato, conclusione messa fuori da Ragusano. Palla in calcio d'angolo, conclusione improvvisa da parte di Stefano Parlato. È stato bravo il portiere del Partinica Audace, che all'andata non fu esattamente perfetto su alcune delle marcature della squadra di Di Gaetano, che adesso attacca con questo calcio d'angolo. Secondo palo, Davin segue il pallone, deve impegnarsi per tenerlo in campo, ci riesce, ma di fatto lo affida agli avversari. Poi Randazzo in anticipo di testa, pallone allontanato, ancora Randazzo che sfiora, agevolando il disimpegno di Follari. Scambio con Cristofalo, poi Carlino, la gioca in avanti. C'è l'avanzata di Costantino che palleggia in anticipo su un avversario. Costantino mette in mezzo
La palla messa in calcio d'angolo da Vitale, era pronto sul secondo palo, Parlato, ma è stato anticipato dal numero 2 del Partinico. Ancora calcio d'angolo, ancora Parlato, questa volta corto sul Randazzo. Parlato converge, tiro che si perde fuori dopo il tocco di Ragusano, che non si è fidato né della presa né della traiettoria beffarda del suo tiro. Allora altro corner per il Monreale che adesso spinge. Questa volta è Randazzo che batte sul secondo palo verso Follari, che non può arrivare, sarà rimessa dal fondo, sì, per il Partinico Audace, che se l'è vista brutta negli ultimi 2 minuti. Almeno un paio di conclusioni, una di Parlato, una di Randazzo, in mezzo il salvataggio di Vitale, che ha negato il tap-in facile da 2 passi proprio a Parlato. Brocco, Mengolini a Campanella che si propone, viene fermato, fallo laterale Monreale. Con le mani va a Cristofalo, e incontro Campanella che non controlla bene con la coscia, si lamenta per il passaggio impreciso. Cristofalo che poi mette anche fuori sul fallo laterale successivo, guadagna metri il Partinico Audace. Qui riesce ad allontanare il pallone Randazzo, colpo di testa e poi si può buttare nello spazio Parlato. L'avanzata di Parlato, punta l'avversario, Parlato converge, destro! Vantaggio Monreale, sempre Parlato a sbloccare il risultato. 1-0 per il Monreale, minuto 17 e 20 secondi. La firma del numero 8, contropiede perfetto della squadra di Di Gaetano. Mentre arriva qualche gocciolina di pioggia, nulla di preoccupante per il momento, ma quel che conta di più raccontare è il vantaggio della squadra di casa, che attualmente aggancia al secondo posto in classifica la Parmonval. Attenzione però, qui bravo Cristofalo a spazzar via, poi Ugri allontana sul rancatore che la chiama, la fa rimbalzare e poi la blocca Davi, batte lungo, viene intercettato il suo passaggio dall'intervento di Canchiano, poi l'anticipo di Costantino, fallo. Scontro con Sanzone, richiamata l'attenzione della panchina del Partinico Audace. La battuta della punizione, la palla sfiorata e poi si riprenderà dal fondo. Davi. La battuta del centrale del Monreale. Poi c'è l'intervento da parte di Riggio. Avanza Riggio, l'intercetto da parte di Carlino. Poi stacca Cristofalo, la palla va fuori. Rimessa Monreale proprio con Marco Cristofalo. Palla lunga, intercettata e messa in fallo laterale da Sanzone. Cristofalo va lungo con le mani, interviene ancora Ugri, poi Riggio ricomincia indietro dallo stesso numero 3, intercettato il suo passaggio, poi Campanella.
Carlin. Pallone servito in avanti, intercetta per un attimo il Partinico Audace, poi pallone spazzato via dalle parti di Follari che colpisce di testa. Carlino in anticipo, la palla diventa buona per Durantini. Durantini allarga, c'è stato l'inserimento, la palla che si è però spenta fuori. Si riparte con Follari, non semplice per lui questa giocata. Il pallone intercettato, Cristofalo prova a riconquistare ma la palla è uscita. Rimessa verso l'area, Durantini prova a liberarsi, viene fermato, poi ancora Durantini, meglio di Davide, riesce a recuperare una buona palla. Occhio a questo tentativo con il cross di Viola che attraversa tutta l'area di rigore. La vuole rimettere in gioco Lunga, Rancatore. Battuta verso Randazzo, scavalcato dal pallone, poi Follari. Carlino alza questa sfera, colpo di testa, ancora Carlino. Combatti e ribatti che coinvolge anche noto Costantino. Palla per Parlato che accelera. Ancora Parlato, va sul fondo il numero 8, autore del gol che ha sbloccato la partita. Entrata ai suoi danni che sembrava chiaramente fallosa, non a giudizio del direttore di gara. Poi recupera un buon pallone Cristofalo che poi si ingarbuglia nei dribbling, lo aiuta Carlino che gioca in avanti, la sponda di Brocco, poi Cristofalo cerca di ridargliela, viene fermato e comunque fallo laterale. Le proteste di Carlino per il mancato fischio in favore di Parlato, che è ancora a terra tra l'altro, proprio quando scade la metà del primo tempo. Si riparte col fallo laterale per Cristofalo, colpo di testa di Ugri. Poi il controllo da parte di Fama. Intervento perfetto da parte di Brocco. Carlino allarga su Parlato che serve centralmente Campanella. Poi Randazzo riesce a palleggiare, ad aprire su Gulino che arriva prima del suo avversario. Bravo però nella chiusura Vitale che guadagna anche rimessa tra le proteste del numero 3 del Monreale. Oggi opportunità importante per Gulino, come per altri giocatori solitamente confinati in panchina nel Monreale e oggi schierati titolari. Balzano subito all'occhio ad esempio Brocco, Cristofalo, lo stesso Rancatore. Fallo laterale per il Partinico Audace che prova a tirarsi fuori e prova a dar fastidio alla difesa. Qui intanto credo cambio rimessa. Rimessa per il Monreale, la sponda di Parlato, poi il tocco per Randazzo, zona tiro per Randazzo che colpisce in pieno un avversario, poi arriva Noto, pallone spazzato via da Logaglio. Durantini viene fermato da Cristofalo che palleggia su Randazzo. Carlino di prima a cercare Costantino, il tacco per Randazzo, arriva anche Campanella, sinistro di Campanella, ribattuto in fallo laterale, prova a riprendere, costruire gioco il Monreale.
Parlato, fermato. Poi Durantini che avanza, fermato anche lui, si trascina il pallone fuori. Battuta lunga di Gulino, colpo di testa da parte di Logaglio, che non riesce a uscire. Vitale, allora rimessa per il Monreale in zona d'attacco. Gulino che prende metri, fa salire Davi tra l'altro, che cerca l'avanzata in zona gol. La palla prolungata proprio per Davi, che riesce a tenerla in campo. Davi col dribbling poi trattenuto, calcio di punizione. Qui giocata sicuramente non da difensore centrale di Davi. Dribbling secco su Ugri, il quale non ha potuto fare altro che metterlo giù e concedere una bella punizione. Non so se riuscite a vedere quanto siamo fuori dall'area di rigore, bastava un passo in più e Davi sarebbe stato steso in area di rigore, quindi ottenendo il penalty. Occhio a Campanella, 26 minuti e mezzo, la punizione di Campanella che scodella sul primo palo e l'inserimento vincente, il gol del 2-0 del Monreale. Il gol di Costantino che si è inserito da rapace sul primo palo. Grande inserimento, grande stacco, grande pallo ovviamente di Campanella e 2-0 per la squadra di Di Gaetano, che ne approfitta per dispensare consigli ai suoi giocatori che hanno compiuto forse il passo più difficile della partita, ovvero sia metterla sul binario giusto, e 2 gol di vantaggio rappresentano sicuramente un buon viatico per il secondo tempo. Solitamente quando si giocano certe partite la parte più difficile consiste proprio nello sbloccare il risultato. Qui intanto fallo di Riggio. Punizione per il Monreale. Gulino perde il contrasto, allora Durantini può avanzare, interviene Carlino su Famà, poi Gulino, passaggio intercettato da Noto, che nel tentativo di intercettare il pallone ha forse messo male il piede sinistro sul terreno di gioco. Allora calcio di punizione, anzi rimessa laterale ovviamente, non calcio di punizione. Rimessa intercettata, poi arriva Carlino, Cristofalo, Randazzo, poi l'intervento. Riprova a lottare Costantino, fermato però l'intervento di Canchiano, poi Costantino anche a centrocampo a dare una mano. Solita prova di carattere del numero 9, che è già stato premiato col gol del 2-0. Davi la fa scendere, Randazzo, la palla giocata in avanti, Campanella cerca di liberarsi, mette al centro il pallone, il controllo di Costantino, poi arriva a Parlato, cerca spazio per il tiro, intercettata la conclusione, poi Carlino, altro tiro, altra deviazione, interviene con l'uscita Ragusano. Il rilancio a cercare Durantini, fermato dall'intervento di Brocco. Per la partenza a sinistra di Randazzo, il cross, Parlato prova ad arrivare, la tiene in campo, no. La battuta in avanti, scavalcati tutti
intervenire Follari che appoggia a Davi. Mezz'ora scaduta da qualche secondo qui al Boncore. 2-0 Monreale con i gol realizzati da Parlato e Costantini. Soliti due che stanno spingendo la squadra di Di Gaetano anche in questa partita. Qui intanto la giocata di Brocco che sterza. Ancora Brocco che apre il cross di Parlato. Colpo di testa a mettere fuori, calcio d'angolo. Ancora una volta però Parlato, questa volta ben coadiuvato da Gabriele Brocco. E calcio d'angolo già battuto sulla palla sul sinistro. C'è l'intervento da parte di Ragusano, poi la correzione vincente di Davi per il 3-0. Un premio anche per il centrale difensivo, una delle colonne portanti del Monreale di mister Di Gaetano, che dunque poco dopo la mezz'ora vola sul 3-0 e riesce anche a capitalizzare le occasioni che ha creato quando mancano poco più di 13 minuti alla fine del primo tempo. Partini Kodace che appare disarmato di fronte a una squadra che, nonostante qualche cambio rispetto alla formazione iniziale, rispetto alla solita formazione, sta comunque rispondendo presente, sta già dominando la partita, soprattutto sul piano del risultato. Gulino cerca l'anticipo, poi subentra nell'azione anche Campanella, spazza via Davi. Colpo di testa di Ugri, poi quello di Carlino, infine Randazzo. Gulino lancia dalle parti di Parlato, Falzone rischia, Ragusano gli dà una mano ma è rimessa per Cristofalo. Colpo di testa che arriva dalle parti di Costantino, intercetta e mette fuori Noto. Con le mani di Cristofalo, prova ad arrivare Campanella e viene anticipato. Ugri spazza via ed ancora una rimessa per il Monreale. La battuta con le mani, il controllo da parte di Campanella che se la porta sul sinistro, la sterzata ancora Campanella, l'appoggio Costantino, il dribbling ancora Costantino, vince un rimpallo, poi va giù, perde anche il pallone. Cristofalo la rigioca subito, Randazzo in avanti, Costantino, appoggio per Parlato che si libera al limite, affrontato col fallo e calcio di punizione dal limite per il Monreale. Sale Follari, vediamo quali sono le intenzioni del numero 5. La palla Carlino è Parlato. Queste cose mister Di Gaetano chiamava l'esecuzione di uno schema. Stiamo a vedere. Carlino lascia passare a Parlato che va a scavalcare la barriera. Bravo Ragusano. Occasione per il 4-0. Rimessa lunga dentro l'area di rigore. Sfila. Non riesce ad arrivare nessuno. Poi Davi col fallo commesso da Gulino, secondo interpretazione dell'arbitro. Allora punizione per il Partini Kodace che dal nulla si ritrova in attacco.
battuta direttamente in porta. Rancatore la blocca. Si prende anche gli applausi. Follari, Randazzo, ancora Rancatore, la gioca corta su Follari, ancora Follari, esce palla al piede, il numero 5, si prende rischi in mezzo a tre, poi calcia lungo alla ricerca di Parlato, gran giocata questa, poi però chiude tutto Ugri che però mette in fallo laterale e consente al Monreale di rifarsi sotto. Rimessa con Randazzo, cerca l'area di rigore, non trova però compagni, parte in ritardo Brocco che si scusa col compagno. Una battuta lunga di Sanzone, colpo di testa di Fama, anticipa Cristofalo che poi ha un'ottima scelta di tempo nell'uscita palla su Brocco, fermato da Chianchiano, poi Fama, ancora Chianchiano, si lotta, ultimo tocco del solito Randazzo. Chianchiano apre il fronte dall'altra parte, buona questa apertura per la corsa di Durantini, il cross, si trattava di Viola, bravissimo Cristofalo in anticipo su Fama che stava già andando a sforbiciare, rimessa già battuta di Ugri proprio verso l'ex Parmaval. Fama cerca di girarsi, Randazzo lo ricaccia indietro, poi bravo a recuperare palla, resiste anche alle trattenute Randazzo, punizione per il Monreale, un'opera d'arte difensiva da parte di Randazzo. Cristofalo, palla per Davide, Gulino, giocata in avanti, c'è Campanella, può smistare palla, la gioca in profondità su Costantino, fronte alla porta, calcia col destro, calcia male, tra l'altro ignora Brocco. Chiaramente per un attaccante l'istinto primordiale è quello di andare a calciare, in questo caso però è grave l'errore dell'autore del secondo gol di giornata del Monreale. Ricordo ancora una volta la successione dei gol, prima Parlato con un gran destro da fuori area, poi il raddoppio proprio di Costantino che si è inserito perfettamente su una punizione di Campanella, ottima entrata sul primo palo, e poi si sviluppi di un calcio d'angolo questa volta, il gol di Davi. Intanto c'è un cartellino rosso per Chianchiano, proteste del numero 10 che viene espulso, quindi rimane in inferiorità numerica il Partinico Audace a 5 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo, che piove sul bagnato per la squadra nero-verde. Che adesso deve anche difendersi da questo fallo laterale, colpo di testa a metter fuori, poi non riesce a tenerla Viola. Cristofalo vince il primo rimpallo, non il secondo, commette fallo su Viola. Battuta lunga, Follari non interviene, arriva Fama che calcia debolmente.
Parlato. Davi. Cristofalo. Randazzo. Intervento vincente da parte di Viola. Poi Durantini, ancora Viola. Passa centralmente da Noto. Riggio. Ancora Noto, fermato da Brocco, può partire in ripartenza il Monreale con questa palla in avanti. Il controllo di Costantino che non riesce, cioè comunque Parlato che dà una mano. Costantino sull'uscita di Ragusano, che in qualche modo lo fermo, quantomeno gli nega la ricezione. La battuta da parte di Sanzone, poi sbaglia il controllo Riggio. Sbaglia la rimessa a Cristofalo, quindi pallone che torna a disposizione del Partinico Audace. Ugri a cercare a trovare Durantini, controllo, poi Carlino. Noto, ancora Carlino. Logaio torna indietro dal suo portiere Ragusano. Battuta in avanti, Carlino controlla, poi Campanella si complica un po' la vita col controllo. Randazzo palla in avanti, poi ancora Monreale che cerca di dialogare al limite dell'area. C'è la chiusura da parte di Logaio, poi Riggio. Fama resiste alla carica di Randazzo, poi prova a partire in solitaria. Sempre Fama, lo contrasta Randazzo, poi ancora Fama che riesce ad arrivare sul fondo e crossare. Palla dentro, Davi. Qui Viola, ancora Randazzo. Rimessa per il Partinico Audace, rimane Giugri. Sì, alzo Ugri e va a battere la rimessa. Prova a girarsi Fama, chiude Follari, poi Rancatore con coraggio, soprattutto con le mani sulla palla. Gulino, controllo così, riesce a tenere palla in campo. Davi batte lungo, cerca la corsa di Gulino, arriva Logaio prima di lui, si rifugia all'indietro, ma c'è il fallo di Gulino sul capitano del Partinico Audace. Dunque calcio di punizione, 1 minuto e mezzo al 45esimo. Vedremo se il direttore di gara assegnerà recupero. Qui Carlino intercetta la battuta, poi arriva nuovamente sul pallone. Parlato, Campanella. Appoggio per Carlino. Randazzo apre su Brocco. Poi l'apertura ancora di Randazzo per la corsa di Cristofalo che arriva sul fondo. Cristofalo con la sterzata, evita il contrasto. Ancora Cristofalo con il cross. Palla allontanata sui piedi di Parlato. Carlino la piazza! E 4-0, la pennellata da parte di Carlino, il numero 4 per il gol numero 4 del Monreale, che prima dell'intervallo si concede il poker. E ancora un gran gol, ne ha fatti diversi in questa stagione il playmaker del Monreale, che probabilmente andrà al riposo di metà gara, avanti per 4-0. Gran gol veramente da parte di Carlino. Il direttore di gara, che si è visto bene, ha segnato 1 minuto di recupero. Davi può uscire, palla al piede. Cambia gioco su Brocco, che prende il tempo a Ugri. Forse la tira in campo, no? Però forse l'ha toccata Ugri, perché il direttore di gara assegna fallo laterale ai padroni di casa.
C'è la rimessa di Cristoforo verso il cuore dell'area di rigore, allontana Logaio, poi Davi, Durantini lo anticipa, rimessa per il Monreale, anzi no, rimessa per il Partinico, evidentemente la tocca Davi prima dell'intervento di Durantini, poi allontana Gulino, Campanella non controlla, calcia via Sanzone dalle parti di Rancatore, che lascia scorrere la palla anche perché il primo minuto di recupero sta scadendo. Il direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi. 4-0 per il Monreale sul Partinico Audace dopo i primi 46 minuti di gioco. Sbloccato la partita Parlato, poi il raddoppio di Costantino, terzo gol di Davi, quarto gol visto un paio di minuti fa, la perla di Carlino. Noi restiamo collegati qui dal campo sportivo Boncore di Palermo, ma nel frattempo vi trasmettiamo alcuni contributi dai campi targati sportivi, quindi restate con noi. Da queste parti molti stavano aspettando questo giorno in cui bisogna mantenere la freddezza giusta per non cadere, alimentando il fuoco, scacciando le pressioni. Amici di Sportisti, ciao! Da Salvo Geraci, benvenuti alla Santissima Trinità e Geraci, città di Casteldaccia. Siamo nella 24esima giornata del girone B di promozione siciliana. Pallone dentro sul primo palo spizzato e c'è il gol da parte di Cazzese, la rete del Geraci. Il calcio d'angolo battuto dalla Mattina, la sponda di testa da parte di Serio, la rete di Cazzese. Cross in mezzo, tacco per Gelfo, conclusione di Gelfo, scorre sul fondo lentamente. Serio, potente, ancora fuori. La battuta di La Mattina, secondo palo, Lepre prolunga, Serio, deviazione, traversa, Morello respinge via, ancora Morello da terra. Errore di Castigliola, il recupero del Geraci con Villar, allarga da Marrone, va ad inseguire Di Benedetto, pallone verso l'interno, Serio, controlla, aggancia il tiro di Serio, 2-0 Geraci, gol di Gioacchino Serio. Dopo la punizione vincente alla super giovane Castelbuono, solita rincorsa, parte Serio, in porta Morello, la lascia lì, arriva Marrone, ancora Morello, altro tiro che non arriva, ma c'è il fallo in attacco. Albanese pressato tanto da Guzzetta, il cross riesce comunque, pallone che capita a Velardi in area di rigore, si cerca di levarsi via l'avversario e si riesce. Velardi, 3-0 Geraci. Si va dietro nel passaggio di Guzzetta per Ferrara, dall'altro lato da Barbara, calcia verso la porta, sfiora la traversa Antonino Barbara. Vincenzo Alfano per Serio, per Marrone. Sa anche Velardi, Marrone si accentra, Marrone, ancora Marrone, verso il limite, c'è il fallo, sì, calcio di rigore, il fallo di Nicola Petruzzelli. Marrone, il gol del 4-0 del Geraci, sono 20 in campionato per il bomber della squadra di Mirto, 25 in stagione, partita ormai senza storia. Scivolata di Serio, salva tutto La Mattina per far comunicare i propri compagni. Velardi, evitato una scivolata, Velardi, e sono 5 per il Geraci. Villar, Marrone di nuovo, spazio per crossare, secondo palo a cercare Lepre, il tiro di Lepre in acrobazia. Marrone lancia in profondità, Speranza si ferma un po', piano piano si accentra Speranza, primo palo a Morello, ci arriva, parte Villar, secondo palo, si va a coordinare Signo, sale lo stesso Pisa Creta, cross dentro, cerca la testa Speranza, c'è poi il tiro di Galletto.
tutto, Marchio finisce giù, possesso perso da parte delle Casteldaccia, Speranza in velocità, il Geraci, Marrone in campo fino all'ultimo, passaggio per Galletto, primo palo, Galletto palo! Lo va a colpire Pisacreta, anticipo subito Marchio, finta, Pisacreta non passa, poi Konate da fuori. Geraci che riparte in velocità, Galletto corre ancora la chiusura quasi da parte di Di Benedetto, parata di Amarello, ancora Galletto, porta vuota, va a sbagliare da parte dei tifosi del Geraci, ed eccolo qui il triplice fischio, quello diverso da tutti gli altri, dall'ultima sentenza. Il Geraci dopo 3 anni torna in eccellenza siciliana. Tra un soffio e l'altro dell'arbitro, la consapevolezza di ritornare nel massimo livello calcistico regionale, aritmeticamente a 2 giornate dalla fine si azzera quel periodo dell'estate del 2020 in cui il Geraci non fece in tempo ad iscriversi, non c'era stata neanche la tolleranza da parte della Lega. Adesso questo borgo delle Madonie di appena 1500 abitanti si riprende ciò che ha conquistato sul campo sia in quel lontano 2018 che adesso nel 2023. Si scrive Oratorio Marineo contro Cus Palermo, si legge scontro per la sopravvivenza, si gioca al Comunale di Marineo, una delle partite più importanti del turno del campionato di eccellenza numero 26 e si gioca in un impianto pieno fino all'ultimo posto a sedere per una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. L'Oratorio che deve difendere il fattore campo contro il Cus Palermo che invece viene da una striscia di risultati utili consecutivi che hanno consentito di riaprire clamorosamente la corsa per la salvezza. Iniziamo con il film della partita, con il calcio di punizione di Ciccio Maggio, che come sempre è un pericolo sulle palle inattive. Poi il calcio di punizione di Cardinale, la palla che rimane nel cuore dell'area di rigore, viene allontanata dalla difesa del Cus Palermo, poi rimane però a disposizione della squadra di Pagano che effettua questo cross con la palla che arriva sul secondo palo, il colpo di testa che sorvola la traversa. Poi ancora Sanyong per il Marineo con questo inserimento tentato e la conclusione che si perde sul fondo da parte di Sannasardo. Poi dall'altra parte calcio di punizione per il Cus Palermo con la palla che spiove, per poco Fofana non la riesce a correggere, la palla gli sbatte letteralmente sul petto prima di perdersi fuori. Poi Kubi cerca di liberarsi al limite dell'area, pallone poi messo in mezzo ancora per Fofana che questa volta con i piedi non riesce a indirizzare verso la porta avversaria. Ma veniamo all'azione che si sviluppa dall'altra parte col Marineo che attacca sulla sinistra con il cross che arriva a centro area, colpo di testa e palla che... Rieccoci in diretta dal campo sportivo Boncore per il secondo tempo di Monreale Partinico Dace. Ricordo terzultima giornata del girone B del campionato juniores regionale, girone B relativo ovviamente alla provincia di Palermo. Il punteggio lo vedete 4-0. Novità non ce ne sono state nelle due formazioni che a breve vi andrò ad elencare. Sono quelle che hanno iniziato, o meglio che hanno finito il primo tempo, vista la novità relativa al cartellino rosso inflitto al 36esimo minuto a Chianchiano per il Partinico Dace. Partiamo con la formazione del Monreale che si schiera con Rancatore in porta, in difesa a destra Cristoforo, a sinistra Gulino, centrali sono Folleri e Davì, centrocampo Randazzo con Carlino e Campanella sulla tre quarti con Parlato e Brocco sugli esterni. In avanti gioca Costantino, dall'altra parte risponde il Partinico Dace che qui guadagna un calcio di punizione. In porta c'è Ragusano, in difesa a destra gioca Vitale, a sinistra gioca Ugri, i centrali sono Sanzone e il capitano Logaio, in mezzo al campo Viola e Noto, sugli esterni, per meglio dire in posizione di tre quarti c'è Riggio, in attacco Durantini e Famà. Vedremo anche come si disporrà in campo la squadra nero-verde dopo l'inferiorità numerica, ricordo, maturata al 39esimo del secondo tempo. Ne approfitto anche per
elencare le due panchine partendo da quella di casa, quella del Monreale che porta in panchina con sé il secondo portiere Cannella, poi in ordine numerico Giaimo, Bonpasso, Seidita, Uzzo, Giarrusso, De Cofano e Parrinello. Dall'altra parte l'iscrizione in panchina per il Partinico Audace c'è il secondo portiere Morzetta, poi Locascio e Villante. Battuta lunga di Logaio, interviene Carlino, poi Campanella, cerca spazio, ancora Campanella, si rifugia da Randazzo, si muove sulla linea e fuori gioco parlato. Randazzo va da Campanella, Gulino sbaglia il tocco per parlato, errore anche abbastanza grave. Intanto c'è la corsa da parte di Durantini che prova a sfuggire, ancora Durantini, calcio di rigore, fallo di Davi sul numero 9 del Partinico Audace che ha l'opportunità di ridurre le distanze. Sul pallone si è già portato Fama. Sfida con Rancatore, la rincorsa, parte Fama e la parata di Rancatore che poi non può nulla sul tapin vincente e dunque 4-1, accorcia le distanze, tira fuori l'orgoglio il Partinico Audace che accorcia le distanze con il gol messo a segno da Durantini. E dunque dopo 3 minuti e mezzo quasi arriva il gol che porta a -3 il Partinico Audace. Tanto c'è un cambio nel Monreale, il primo. Esce Campanella ed entra Uzzo. Cambierà probabilmente qualcosa anche a livello tattico, visto che Uzzo è un centrocampista più votato al contenimento, una mezzala, mentre Campanella è un trequartista, quindi probabilmente non sarà un cambio di copertura da parte di Gaetano, ma più che altro un cambio per modificare qualcosa in termini di assetto. Uzzo per il momento si mette, mentre intanto c'è il fallo e c'è il cartellino giallo per Gulino e, per usare un eufemismo, non è entrato bene in campo il Monreale in questi primi 4 minuti e 40 secondi di secondo tempo. C'è un calcio di punizione per il Partinico Audace che invece sembra essere sceso in campo con il coltello tra i denti. Ma intanto occhio a questo calcio di punizione con la battuta nel cuore dell'area e il colpo di testa con la palla che si perde fuori non di molto. La punizione battuta da Noto, se ho visto bene, ancora Durantini di testa. Eh sì, il numero 9 che anche sulla base di quelle che erano state le presentazioni della gara di andata giocata a Partinico, era proprio Durantini il giocatore da tenere maggiormente d'occhio in casa nero-verde. Intanto parlato, fermato da Ugri, rimessa. Chiaro che adesso con accanto un giocatore come Fama, un giocatore di spessore importante, Durantini può tranquillamente avere occasioni in più per mettersi in mostra. In questo caso è stato bravo a ribadire in rete il calcio di rigore respinto da Rancatore, calciato male dall'ex Parmonval.
intanto con le mani Gulino verso l'area di rigore, colpo di testa a allontanare di Sanzone, poi controllo di Fama, perde l'equilibrio Follari che poi lo ritrova giusto in tempo per mettere la palla in fallo laterale e prova questa rimonta più per orgoglio forse che per reale ambizione di fare risultato. La squadra neroverde qui commette fallo, c'è il giallo per Fama. Cosa intervallo che è durato veramente molto poco se consideriamo il fatto che la partita è iniziata con una dozzina di minuti di ritardo rispetto all'orario previsto delle 17:30. Direttore di gara che ha rimandato le squadre in campo invece alle 18:36, quindi intervallo durato meno di 10 minuti se consideriamo anche il recupero di 1 minuto assegnato, quindi veramente intervallo molto breve. Per quanto sia stato breve, ha consentito al Partinico Audace di riordinare le idee e quantomeno di giocare in maniera un po' più aggressiva e propositiva in questi primi 7 minuti e mezzo. Intanto fallo fischiato contro Carlino nel duello a gambe tese con Noto. Sembra pronto anche Parrinello nel Monreale che qui riconquista palla. Il giocatore temporeggia nella ripresa del gioco, decide di calciare lungo, lo fa male, poi riconquista Randazzo. Carlino, poi la battuta di Uzzo che colpisce in pieno un avversario, arriva a Gulino, palla per parlato, ottimo tagliafuori in questo caso da parte di Logaio. C'è anche un fallo laterale, battuta di Vitale di testa parlato, poi Costantino fermato da Sanzone, altro fallo laterale per il Monreale. Rimessa ancora di Gulino, ancora taglia fuori di Logaio su parlato e altra palla recuperata. Battuta di Ragusano, palla che rimbalza, calciata in qualche modo dall'intervento qui di Cristofalo. Qui Uzzo riconquista palla col fallo secondo l'arbitro. La punizione con Noto sulla palla. La battuta del numero 4, pallone verso l'area, colpo di testa sul fondo. Ci ha provato e ne aveva scoperta proprio Logaio. Tanto tocca a Parrinello, come dicevo prima, esce Gulino. E questo è un cambio particolare. Passa, se ho capito bene, al 3-5-2. Il Monreale con Follari, Cristofalo e Davi dietro, Brocco e Uzzo che fanno gli esterni i quinti di centrocampo e Parrinello al fianco di Costantino, quella che è stata la coppia con cui il Monreale ha aperto la stagione. Parrinello cerca subito di entrare in partita, viene fermato, poi la palla giocata in avanti, facile preda di Ragusano. Rilancio, controllo di Uzzo non perfetto, allora palla recuperata dal
Partinico qui con Viola, poi Noto, intercettato il suo passaggio, cerca poi ancora i compagni, la fa scorrere Cristofalo e guadagna fallo laterale. Qui Parinello non può arrivare anche perché commette fallo su di lui Vitale. Allora punizione per il Monreale. Carlino cerca di giocare sempre con lucidità, scambia con Cristofalo, poi cerca Uzzo, ma la palla è uscita, sì. Rimessa subito di Noto, poi cerca la giocata dall'altra parte Durantini, colpo di testa di Follari, Randazzo può controllare e portare sulla palla. Ha spazio il numero 7 che allarga sulla destra per la corsa di Brocco. Brocco scambio con Randazzo, vediamo se arriva Brocco o no. Si perde fuori il pallone. Ricordo che il Monreale è anche privo di Greco, che sta scontando la squalifica dopo il rosso che mi ha dato nell'ultima gara, e dunque manca mister Di Gaetano un'opzione anche per la fascia. Carlino, Follari, può avanzare Randazzo che tiene la palla in campo, serve Carlino, pallone non facile ma comunque addomesticato, poi Parrinello la tiene, serve Parlato che trova il guizzo per servire Carlino. Carlino, bella questa palla per la corsa di Uzzo che in posizione regolare la tiene in campo Uzzo, poi servizio centrale, Parrinello, controllo, Parrinello, serie di finte, il tocco indietro, Carlino! Col numero 5 del Monreale, doppietta di Carlino. Qui la pazienza della squadra in maglia blu nel gestire il pallone. L'azione l'ha aperta Carlino con la verticalizzazione per Uzzo e l'ha chiusa Carlino dopo l'assist di Parrinello. Dunque entrano bene in partita i due innesti di mister Di Gaetano, con Carlino che ha ricevuto da Parrinello e da Uzzo il pallone del 5-1. Intanto cambio del Partinico Audace, è uscito Vitale, entra al suo posto con la maglia numero 15 Locascio. Dunque 13 minuti 50 secondi, punteggio dice ancora Monreale a +4 dopo l'iniziale sbandamento di inizio secondo tempo della squadra di casa, che ha portato al rigore sbagliato da Fama ma poi ribadito in rete da Durantini, e soprattutto anche ad un'altra occasione avuta sempre dal numero 9, che però è tornata a dettare la sua legge la squadra di Di Gaetano, che qui concede un fallo laterale. Palla che arriva a spalla alla porta, un Riggio che però non la riesce a gestire, poi servizio per Parrinello che riesce a far correre Costantino. Costantino avanza, ottima diagonale da parte di Viola, per palla recuperata. Uzzo, la sterzata, Uzzo sinistro, aveva poco angolo di tiro, ha cercato comunque la porta, non l'ha trovata. La battuta lunga di Sanzone, Randazzo ricaccia indietro il pallone, ricaccia indietro gli avversari che dovranno battere un fallo laterale. Scaduta l'ora di gioco, quindi ancora mezz'ora più recupero. Una partita che, a dire la verità, sembra avere un indirizzo ben preciso. Monreale che, come ho detto anche in presentazione di partita, sta per sfruttare l'opportunità di riagganciare la Parmonval all'inseguimento del Resuttana San Lorenzo. Ricordo che si tornerà in campo tra 2 giorni con il Monreale che andrà a giocare in casa, non nei fatti ma più per calendario, dell'altra squadra di Partinico inserita nel girone, ovvero sia il Don Bosco. Gioca però a Balestrate, Comunale. Uzzo fermato.
Davi scambia con Carlino, apre poi verso Randazzo. Costantino si gira, serve Randazzo, con calma il Monreale ma con le idee molto chiare su come far girare la palla. Cristofalo mette dentro, la chiusura ancora di Logaio, poi Uzzo con l'acrobazia per recuperare palla, allontana ancora Logaio, però ancora Randazzo che può arrivare sul pallone, ci riesce, calcia addosso ad un avversario e alla fine Logaio in fallo laterale. Randazzo in controllo totale della partita. Eccolo qua, il numero 7 che dribbla, qui cerca una giocata un po' più complicata, stende poi lo calcio di punizione. La battuta lunga da parte di Noto direttamente tra i piedi dei giocatori del Monreale, in particolare di Davi. Scatta Parrinello che vuole provare a prendersi il pallone, spinge. La battuta di Viola, poi Noto in anticipo. Costantino riesce a far passare per Brocco. Brocco la fa scendere, cerca di calciare sopra la traversa. Tentativo di Gabriele Brocco. Usano qui, lascia la palla a Sanzone. Randazzo colpisce anche di testa, poi Follari in due tempi mette in fallo laterale. C'è la rimessa dalle parti di Fama. L'avanzata, la conclusione che si perde fuori. E sbaglia il disimpegno Follari. Torna in attacco Partinico Audace, soprattutto torna in possesso palla. Rimessa con la palla che arriva dalle parti di Ugri, il quale va sul fondo, cerca spazio per crossare, lo trova con il destro, Brancatore. Qui sbaglia Cristofalo, la palla non arriva dalle parti di Uzzo, sarà fallo laterale per il Partinico Audace. Qui recupera Uzzo, la palla che finisce alle parti di Randazzo. Foll cerca di liberarsi, subisce la carica. Giallo per Durantini. Davi, Cristofalo di prima su Parrinello che cerca la sponda. Carlino, Randazzo, pressato Randazzo, Noto recupera il pallone, poi lotta Brocco, glielo porta via. Ancora Randazzo che riesce ad avere la meglio, palla per Carlino. Carlino la perde, ancora Randazzo per dargli una mano, poi c'è il calcio
di Riggio. Costantini manca su Follari. Follari con il cross, colpo di testa di Parlato, e sono 6 per il Monreale e la doppietta anche per lui, che aveva aperto le marcature e adesso trova la sesta rete del Monreale a metà del secondo tempo. Colpo di testa preciso sul quale Ragusano nulla ha potuto . Dunque cambia ancora il parziale al Boncore quando mancano 22 minuti e mezzo alla fine. Parziale di 6-1, dunque migliora il punteggio della gara di andata il Monreale, che ha vinto 5-1. San Salvatore di Partinico, tra l'altro dopo essere andata sotto nel punteggio della squadra di Gaetano, poi ha saputo rimontare. Occhio però all'avanzata di Famà, la chiusura di Davì, poi l'uscita di Rancatore, fallo di Famà. Qui non si è fermato il numero 11. Ha spostato la palla Rancatore, che ha bisogno dei soccorsi, e mister Di Gaetano ha già invitato Cannella a svestire la tuta. Potrebbe toccare a lui, che sperava in un pomeriggio tranquillo, invece potrebbe dover sporcare i guanti. Ha una tradizione, era stato interrotto, non è stato bene, tipo se tornei che fai tu a livello quartiere e stai tornando, faccio così. Si rialza Rancatore, quindi per il momento scongiurato il cambio. Intanto l'avanzata da parte di Ugri arriva in area di rigore, il Partinico tace, c'è la chiusura però. Rancatore calcia più lontano che può. Intanto altra conclusione, che si perde fuori, ci ha provato Fama. Totò! Vai, Totò! E cambio intanto nel Monreale con l'ingresso in campo di Bonpasso, maglia numero 14. 5 minuti, Piccio, ok? È uscito Parlato, dunque chiude la sua partita con una doppietta. Chiaramente inizia anche a giocare con la sua panchina mister Di Gaetano, e anche a centellinare le forze, che tra 2 giorni si torna in campo. Ricordo ancora una volta, mercoledì 22 marzo la sfida, ore 15:30,
sul campo di Balestrate contro il Don Bosco Partinico, altra tappa fondamentale di quello che è un bellissimo testa a testa, che in questo momento coinvolge 3 squadre. Non dimentichiamo ovviamente il Resultano, che deve giocare una gara soltanto, ma può ancora vincere il girone, può ancora affrontare le altre elette del campionato regionale juniores. Ricordo ancora una volta che le vincitrici dei vari gironi si affronteranno. È presumibile che prima ci sarà una sfida, o comunque nel novero degli incontri a eliminazione diretta del primo turno si affronteranno le due palermitane, e dunque Monreale o Parmoval o Resultana San Lorenzo. Mette intanto attenzione a Locascio, inclusione sul fondo. Dicevo, è presumibile che chi vincerà il girone B affronterà la Don Carlo Misilmeri, che sta dominando il girone A e che già domani potrebbe avere la matematica certezza della vittoria del girone. Basterà fare un punto contro l'Academy Ribolla, o comunque un punto nelle prossime 3 partite per garantirsi la vittoria del raggruppamento e quindi la qualificazione alla prossima fase. Qui intanto Logaio riesce ad allontanare, poi arriva per primo sul pallone Follari, che lo mette in fallo laterale. C'è la corsa di Fama. Guadagna calcio d'angolo il numero 11 della Partinica Audace. Tutto il corner con la conclusione di Durantini, la palla respinta, poi Follari, scavalcato Costantino, prova ad arrivare Parrinello. Rimessa Partinica Audace, ma prima il giallo per Sanzone. Tanto cambio in porta nel... Ciccio, fai una cosa, vai in panchina, 10 minuti, ti prendi la bandierina e poi facciamo giocare pure il ragazzino, dai. Dai, Ciccio! Ingresso di Morzetta. C'è il colpo di testa, poi Carlino, alla fine il randazzo prolunga, spazza via Sanzone. Alla fine la palla può diventare buona per Costantino, che si butta in avanti. Parrinello, serie di finte, poi tocca ancora. Qui c'è la conclusione, la palla che si perde fuori. Carlino, palla per Parrinello, ultimo quarto d'ora in corso. Parrinello riesce a passare, ancora Parrinello, ingresso in area, la tiene contro Viola, adesso viene triplicato, poi la palla finisce fuori. Cristofalo con la chiusura, poi prolunga Carlino, Uzzo, Randazzo, cerca Parrinello, lo trova, gran palla di Randazzo, Parrinello, la palla dentro per Uzzo che pattina sul terreno di gioco, si torna indietro, Randazzo al tiro, palla fuori.
La battuta di Sanzone direttamente oltre la linea laterale, allora gestisce il Monreale. Sta per scadere il 33esimo del secondo tempo, quindi 12 minuti al 90esimo. Vedremo anche quale sarà il giudizio del direttore di gara sul tema del recupero. Qui Uzzo scatta in posizione regolare al centro dei compagni. Uzzo va da solo e si divora il gol. Bravo Toto! Carlino, palleggio che però non trova Cristofalo pronto all'appuntamento. Intanto Parrinello richiamato dal direttore di gara. Parrinello che non ha un gran ricordo del Partinico Audace, visto che all'andata fu espulso tra l'altro sul 5-1, quindi espulsione gratuita in quel caso. Cercherà ovviamente di non ripetersi, anche se qui un po' arrischiato. Randazzo, lato corto dell'area, Randazzo fermato da Ugri, ancora continua il duello, per l'arbitro fischia e premia il numero 3 del Partinico Audace, mentre intanto scocca l'ora anche di Giarrusso, classe 2006. Esce Carlino, anche per lui qualche minuto di extra riposo. Tra l'altro nel ruolo di Carlino non è disponibile per la partita di oggi Barcellona. Appunto sembra con la speranza di non farla scongelato il rischio pioggia, almeno per questi minuti finali. Mancano circa 11 minuti prima dello scoccare del 90esimo e recupera ancora palla il Monreale con Randazzo. Rauzzo perde palla, Brocco, allora attenzione alla ripartenza con Fama, va a calciare, palla in fallo laterale. La rimessa dove c'è Viola, poi la chiusura di Cristofalo, che è partito come terzino destro, sta chiudendo questo secondo tempo da braccetto di sinistra. Della linea 3. Fama al tiro, Rancatore. Follari, all'allargata, poi l'anticipo su Brocco, ancora il recupero del servizio centrale intercettato, dove però c'è Brocco. Randazzo, passaggio centrale, c'è il tocco di Brocco proprio per Giarrusso che mette in mezzo, fermato. Buon passo, fermato, la palla diventa buona per Brocco. Brocco serve Cristofalo, palla non semplice. Batte lungo come sempre Sanzone, poi Fama in anticipo, cerca di lanciarla in avanti, l'anticipo di Davi in mezzo a due, riesce a portarla fuori l'autore del gol del 3-0, che qui si scontra con Locascio. L'arbitro fischia in favore del Partinico, tra l'altro concedendo il vantaggio. Dario! Dario! Dai Dario!
Riscaldati Dario! Ce la pigliamo. La punizione fa male sul punto di battuta. Già da qualche secondo. Ehi, aspetta. C'è intanto l'opportunità per la corsa di Parrinello. Un po' di confusione perché Sanzone ha fermato il gioco bloccando la palla e non lo può fare. Ti vogliono fare a morire, di cara, pizza qua! Vogliono fare a morire, di cara! Dario! Dario! Ciccio, adesso! Vieni qua, Totò! Totò, vieni qua, Totò! Facciamo sto cambio, Totò! Danni! Questi sono quelli che fanno succedere gli eliti in campo. Oh, è stato bravissimo l'arbitro! Bravo arbitro! Io all'arbitro, sì, facciamo sto cambio, fai entrare per l'arbitro. Signore, cambio, signore! Aspetta, siamo Manzanici, dicevo all'arbitro e facciamo sto cambio. Vai lì, chi porta? Signore, cambio, signore! Mario! Dai, in me, oh! Accetta! Tanto c'è il cambio nel Partinico Audace. C'è Fama ed entra Billante. Però occhio al calcio di punizione. Sulla palla Parrinello. C'è il fischio. La battuta di Parrinello. Debole. Palla fuori. Ultimi 6 prima del 90esimo. Ti vogliono fare ammonire, io cacciami, ti voglio fare ammonire, capisci? Lascia lussare, lascia lussare. Ma perché stai da Davide passa centralmente con qualche rischio ma trova Randazzo. Cristofalo, la palla che si perde fuori, la tiene in campo Viola. La battuta lunga di Logaio, colpo di testa di Randazzo, poi Logaio ancora. Locascio, Durantini prova ad andare da solo, adesso senza Fama. Poi la palla finisce fuori. C'è una rimessa ma c'è anche un cambio per il Monreale. Esce Costantino. Al suo posto entra Seidita. Dunque va fuori un altro marcatore di questa sfida, l'autore del gol del momentaneo 2-0. Allontana Davì. Poi deve intervenire Follari di testa. Arriva Seidita, primo pallone subito per lui. Parrinello gli dà una mano nella ripartenza. Tocco adesso per Seidita, si estende Viola per metterla fuori, calcio d'angolo. Subito una combinazione. La battuta di Randazzo. Pallone che spiove, colpo di testa di Davì. C'è il fallo, secondo il direttore di gara.
Ma intanto perché Ugrin, la palla per vie centrali, Durantini se la viene a prendere a centrocampo, cerca di partire da solo, lo ferma il solito Randazzo. grazie a Cangiano io ci sia l'arbitro. Zitto, Rimessa per Viola, che adesso gioca stabilmente da terzino destro. Randazzo. Uzzo. Seidita. La sterzata di Seidita. Cerca la porta col sinistro, non la trova. Tanto Crampi per Noto. Guarda, come va? Battuta di Sanzone che gioca corto su Viola. Ultimi 2,5 prima del 90esimo. Sanzone calcia lontano, trova Follari. Follari alza la testa, guarda la porta, la cerca, non la trova. Invio corto di Morzetta su Viola che deve impegnarsi per tenerla in campo. Poi cerca Durantini, interviene Randazzo. E Morzetta la gioca subito su Logaglio. Viola si complica la vita, la palla però rimane in campo. Logaglio va in avanti, contrasto. Fallo di Uzzo su Locascio. Viola passa dal centro, qui Noto la perde, evidentemente è stanco il numero 4. Conclusione di Brocco, arriva docile alle parti di Morzetta. Stavolta opta per il rinvio lungo, supera il centrocampo, la sponda la parte di Riggio, cerca Locascio, trova l'intervento di Cristofalo e poi Davi. Cristofalo, la girata di Parrinello per Randazzo, subito la palla sulla corsa di Seidita, esce male Morzetta e Seidita col più facile degli appoggi, quello del 7-1, e anche la giocata che chiude la partita. E chiudiamo allora con l'esultanza di Salvo Seidita per il 7-1, direttore di gara che manda tutti in spogliatoio anche con qualche istante di anticipo. Si chiude la partita e allora Monreale batte Partinicotace 7-1 e la squadra di mister Di Gaetano a 180 minuti alla fine riaggancia al secondo posto la Parmoval. Tornerà in campo tra 48 ore con la Parmoval, anzi qualche ora in meno in realtà, con la Parmoval che affronterà il Don Bosco Partinico in quel di Balestrate, naturalmente in diretta sul nostro canale YouTube a partire dalle 15:30. Ringrazio chi ci ha seguito ribadendo il punteggio: Monreale batte Partinicotace 7-1. Grazie per averci seguito, ovviamente l'appuntamento è il promemoria, quello di seguirci sui nostri profili social Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ovviamente iscrivervi al canale YouTube per non perdervi neanche un contenuto e seguirci sul sito www.sportisili.it per seguirci costantemente con le migliori notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Da Francesco Lamuca, dalla redazione di Sportisili, dal centro sportivo Boncore di Palermo è tutto.